Buon pomeriggio, mister Fedele, Gaetano Carnevale, BPTV. Allora, mister, è arrivato un punto contro un avversario forte. Potrebbe sembrare una domanda retorica, forse a tratti anche ingenua, ma io voglio sapere la sua perché per come è andata la partita, che per lunghi tratti avete dominato, avete tenuto, no, il pallino del gioco, io le chiedo se lei lo vede come un punto guadagnato per il minuto a cui è arrivato o 2 punti persi proprio per questa prestazione che forse meritava qualcosa in più. Allora, diciamo che hai detto giustamente tutto tu, alla fine insomma è la prestazione veramente importante, abbiamo dato continuità alle ultime prestazioni che ci hanno visto vittoriosi nelle ultime 5 partite e forse in queste tipi di situazioni fa molto gli episodi. Hanno sbagliato un rigore, subito dopo loro hanno fatto gol su un rimpallo, su una giocata che noi non abbiamo coperto bene e quindi dopo la partita si è fatta in salita, però la squadra ha dimostrato maturità, abnegazione, impegno e ha meritato ampiamente il pareggio, quindi la vediamo come un punto positivo, sapendo che se ripetiamo prestazioni di questo tipo possiamo viaggiare avanti. Come ha detto lei, 5 vittorie consecutive prima di questa partita, oggi si poteva fare un record, 6 perché il vostro record era appunto 5 e staccare ancora di più verso le inseguitrici perché come ben sappiamo il campionato non solo è difficile ma la classifica, anzi proprio a testimoniare un campionato difficile la classifica è molto corta. La sua analisi è perfetta, a questo punto la fa quindi sorridere in ottica futuro per questi ultimi 15 punti che mancano, 5 finali sicuramente da giocare. L'obiettivo è quello ancora di tenere i playoff o guardate anche più in alto? Perché la distanza non era proibitiva, ma con questo punto cosa cambia per gli obiettivi dell'Ardor Lazzaro? No, sicuramente non guardiamo più in alto, nel senso il nostro obiettivo è cercare adesso, siamo a 2 punti dal secondo posto, proveremo a prendercelo per poterci giocare i playoff in casa, però senza dubbio guardare più in là di questo è impossibile perché anche l'altro po' ha 10 punti di vantaggio, con 5 giornate alla fine è impensabile poterli andare a prendere, però diamo continuità a quello che stiamo facendo cercando di arrivare ai playoff, prima cosa blindarli e poi posizionarsi nella posizione migliore per poterci giocarci in casa magari. Mister, le chiedo un'ultima cosa, una curiosità, perché dalla nostra postazione si è capito poco, ci sono stati tanti attimi di agonismo, è stata una partita giocata da entrambe le parti in modo molto molto maschio e cosa è successo? Cioè perché lei è stata allontanato nella sua espulsione? Che cosa è capitato? Probabilmente diciamo così, dai, l'arbitro ha capito qualcosa che in realtà io non ho detto, infatti tutti i giocatori si sono meravigliati e io per primo rispetto alla sanzione, però vabbè, la prendiamo con filosofia, speriamo che la squalifica non sia così prolungata e che possa essere in panchina per le prossime partite. Grazie mille mister, in bocca al lupo. Buon pomeriggio mister Motta, Gaetano Carnevale per BPTV. Mister, un 1-1 può sembrare scontato, ma 2 punti sicuramente persi, più che altro perché è la seconda settimana di fila che arriva il pareggio in extremis. Come mai mister? Tra l'altro 18° gol subito nei secondi tempi dalla squadra, c'è qualcosa che non va in fase finale della partita, nei secondi 45 minuti, anche perché l'aspetto tattico è stato importante da parte della Calvairate, ha giocato una grande partita, ha retto, è stata molto intelligente, matura, partita di grande personalità, ripartenze perfette quasi, perché sennò si sarebbe raddoppiato, però per la seconda volta di fila si cade all'ultimo con un'ingenuità. Sì, è vero, nel senso che i dati sono quelli, sono inconfutabili, non si può negarli naturalmente. È anche vero che settimana scorsa col Pavia è stata una partita completamente dominata, dove abbiamo avuto tante occasioni da gol e dove abbiamo preso gol comunque su una situazione di cross dove è scivolato un nostro giocatore, ha scoperto palla, poi abbiamo preso un gol al volo. Una partita che dovevamo stravincere. Questa partita, devo essere sincero, come al solito lo sono e onesto, abbiamo fatto molto bene secondo me il primo tempo, perché è vero che abbiamo magari concluso poco ma abbiamo tenuto in mano la partita, ha concesso secondo me l'arbitro un rigore generoso a loro che hanno sbagliato, però la partita devo dire che a livello di non possesso e di possesso l'abbiamo fatta noi. Nel secondo tempo loro sono usciti, sono una squadra che sta bene in un gran momento, con tanti giocatori forti e penso che la tua analisi sia corretta, abbiamo retto bene, abbiamo tenuto bene il campo, le ripartenze noi le abbiamo fatte correttamente tutte al completo perché nell'ultimo terzo non siamo arrivati a concludere, abbiamo rischiato un paio di volte di raddoppiare e poi dico che su questa palla per fischiare un rigore del genere insomma al 92esimo è un po' generoso, ecco. Detto questo, purtroppo è la seconda volta di fila che perdiamo punti nel recupero più i punti che abbiamo perso al 96esimo a Magenta e nel 92esimo con la Milanese.
dimostrano che comunque è una squadra che sta facendo, ripeto, un gran campionato e noi lotteremo fino all'ultimo per i playoff. Mister, sono d'accordo su tutto, le chiedo come ultima domanda, ma forse mi ha già risposto indirettamente, perché erano 5 punti nelle ultime 5, su 3 scontri diretti, 1 perso, 2 pareggiati, oggi serviva una vittoria, però era forse anche più importante, no, la prestazione e non uscire sconfitti da un campo così importante. Quindi io le chiedo questo pareggio, anche se non si è tornati alla vittoria che manca dal 6 marzo sul 5-0 esterno, è un pareggio che dà forza, quindi per continuare a lottare e credere nei playoff, rimane vivo questo obiettivo? Ma dà forza perché la squadra penso che stia dimostrando con le prestazioni in campo. L'ha fatto settimana scorsa a Pavia dominando la partita, l'ha fatto oggi in un campo molto difficile contro una squadra, ripeto, che veniva da un filotto di risultati utili, per cui vero un pareggio al 92esimo che brucia su rigore, però questa squadra, ripeto, sta facendo un gran campionato e sicuramente non molleremo di un centimetro. Grazie mister, in bocca al lupo.